Buonasera da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. Addio a Silvio Berlusconi, deceduta questa mattina a Milano all'età di 86 anni, forte il legame con la Sicilia dell'ex premier e leader di Forza Italia, dal trionfo elettorale del 61-0 nel 2001 alle vicende giudiziarie. Lascia un vuoto enorme Berlusconi nel ricordo di alcuni siciliani che lo hanno conosciuto bene politicamente e personalmente: Gianfranco Miccichè, Stefania Prestigiacomo, Giuseppe Palumbo e Marcello Caruso. La pagina dei ballottaggi, il verdetto dei ballottaggi elettorali: a Siracusa ha confermato il sindaco Francesco Italia che batte il candidato del centrodestra Ferdinando Messina con il 55% delle preferenze. Ad Acireale il nuovo primo cittadino è Roberto Barbagallo, che ha la meglio su Nino Garozzo per 500 voti in una sfida tutta interna al centrodestra. Aci Sant'Antonio elegge Rocca, Piazza Armerina sceglie Cammarata. Rapina e spari a Catania, due passanti disarmano e bloccano un ladro che con un complice aveva assaltato una gioielleria in viale Mario Rapisardi. Palermitani in corteo contro la mala movida per richiamare l'attenzione delle istituzioni su sicurezza e controlli nel centro storico. I residenti confessano: la sera abbiamo paura. I costi del conferimento dei rifiuti in discarica continuano ad aumentare e i sindaci del Catanese si mobilitano. 28 primi cittadini firmano un documento appello rivolto alla Regione. Lo avete sentito dai titoli: Silvio Berlusconi è morto questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni. La storia politica e personale dell'ex premier e del leader di Forza Italia è fortemente intrecciata con la Sicilia, dal trionfo elettorale del 61-0 nel 2001 alle vicende giudiziarie. Ci fa il resoconto Luca Ciriberti. Silvio Berlusconi è morto all'ospedale San Raffaele di Milano a causa della leucemia che non gli ha lasciato scampo. Aveva 86 anni e mercoledì prossimo, in occasione dei suoi funerali, per l'Italia sarà lutto nazionale. È stato per 30 anni il leader indiscusso dei moderati, il leader carismatico capace di spostare il consenso con la sua presenza in campagna elettorale. Silvio Berlusconi per la Sicilia ha rappresentato il cambiamento, dalla discesa in campo del 1994 al 61-0 delle politiche del 2001 e poi successi in tutte le competizioni dove Forza Italia presentava i suoi candidati. Fino al 2011 è stato leader indiscusso della politica italiana. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. La Sicilia era letteralmente un granaio di voti per gli azzurri e i siciliani amarono Berlusconi politico e imprenditore che regalava all'isola una visione di futuro, di un nuovo miracolo italiano, dal 1 milione dei posti di lavoro al ponte sullo stretto. Care amiche, cari amici, oggi vi parlo del ponte sullo stretto di Messina, una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro paese. Il primo bagno di folla alla Fiera del Mediterraneo a Palermo era il 20 marzo del 1994. Al suo fianco i fedelissimi di Publitalia 80 Marcello Dell'Utile e Gianfranco Miccichè. La Sicilia alle elezioni politiche di 6 giorni dopo tributò un plebiscito per il partito del Cavaliere. 21% il dato nazionale, 34% quello siciliano. Nel 1996 arriverà al suo fianco anche Renato Schifani. Presidente Berlusconi, chi vincerà le elezioni in Sicilia? Sicuramente noi. Storica la vittoria del centrodestra alle politiche del 2001, quando si votava con il Mattarellum. I 61 collegi uninominali, 41 alla Camera e 20 al Senato furono vinti dalla coalizione guidata proprio da Silvio Berlusconi. A Catania, nell'epopea berlusconiana, il sindaco per 2 volte fu il professor Umberto Scapagnini, di origine napoletana e medico personale di Silvio Berlusconi. Per lui arrivò al porto la nave delle libertà con tanto di investitura formale. Negli ultimi anni, dopo l'esperienza nel partito unico del PDL, Forza Italia aveva perso il consenso, diviso in fazioni guidate da personaggi politici che ne avrebbero voluto ereditare la guida. Tra tutti il siciliano Angelino Alfano, che Berlusconi però non ha mai riconosciuto come il suo delfino, e poi le lotte intestine proseguite ad ogni elezione nazionale. Alle ultime politiche più di un malumore per la candidatura a Marsala della sua compagna Marta Fascina. Pochi mesi fa proprio Berlusconi, su pressione di Renato Schifani, nominò il nuovo commissario di Forza Italia in Sicilia Marcello Caruso al posto del suo tanto amato Gianfranco Miccichè.
Ma la storia di Berlusconi in Sicilia sarà ricordata anche per le vicende giudiziarie come la condanna del suo ex braccio destro Marcello Dell'Utri, a cui è intrecciata la vicenda di Vittorio Mangano, boss della mafia, conosciuto come lo stalliere di Arcore, o quella del senatore Antonio Alì, considerato vicino al mandamento di Trapani. L'ultima visita a Palermo nel 2019 è stata infatti nell'aula bunker dell'Uccialdone, dove si avvalse della facoltà di non rispondere, chiamato a deporre nel processo trattativa Stato-mafia dopo la citazione da parte della difesa di Marcello Dell'Utri. E da Gianfranco Miccichè a Stefania Prestigiacomo, che furono ministri nei governi Berlusconi, a Pippo Palumbo, parlamentare per 5 legislature con la prima Forza Italia, fino a Marcello Caruso, nuovo coordinatore regionale del partito. Per tutti Berlusconi era l'uomo che sapeva comprendere i bisogni degli italiani. Le interviste sono state realizzate ancora da Luca Ciliberti. Onorevole Miccichè, lei ha passato tutta la sua vita praticamente accanto al Cavaliere, prima la carriera professionale, poi quella politica. Che ricordo ha dell'uomo? È stato talmente importante che non posso che piangere una delle persone che mi ha costruito, che mi ha fatto, come dire, ci sono stati mio padre e mia madre ovviamente, ma poi dal punto di vista lavorativo e politico non c'è dubbio che il padre che ho avuto si è chiamato Silvio Berlusconi. Se il paese l'avesse capito e l'avesse seguito, oggi questo paese sarebbe in uno stato di sviluppo certamente più avanzato. Lo ricordo e lo ricorderò sempre, non solo con l'affetto e con l'amore che mi sono spontanei, ma con il pensiero di essere stata accanto alla persona più importante che ci sia stato veramente negli ultimi secoli in questo paese. Oggi per me è una giornata di profondo lutto personale, per cui il lutto politico si mescola al dolore profondo che provo per aver avuto il privilegio di conoscerlo molto da vicino, di essere stata al suo fianco per tanti anni in Parlamento, al governo. Penso che Silvio Berlusconi ci lasci in un momento molto delicato della vita del paese, che forse proprio oggi ci sarebbe stato un grandissimo bisogno di lui, della sua esperienza, della sua levatura, della sua capacità di tessere rapporti con le potenze straniere. Ecco, Silvio Berlusconi lascia un enorme vuoto e oggi io assieme a tutta la comunità politica di Forza Italia piangiamo il nostro grande presidente. È uno dei ricordi, dei primissimi ricordi che ho di Berlusconi, quando ci consegnò a tutti i candidati nel 94, quando ebbimo quel clamoroso risultato in Sicilia del 61-0, che era l'Italia che ho in mente e su cui tutti noi ci siamo documentati e istruiti negli anni per me 20 della politica fatta in Parlamento. L'ho conosciuto sempre come un uomo e l'ho apprezzato come un uomo che molti non conoscono, molto generoso e molto attaccato alla sua nazione. Chi gli è stato vicino ha saputo sempre qual era il vero Berlusconi e che cosa ha fatto per la nostra nazione. Lui mi chiamava spesso con l'altro amico suo intimo che era Umberto Scapagnini, grande amico mio pure, e spesso anche per, come possiamo dire così, consulti brevi, medici eccetera, perché si fidava molto di Umberto e anche di me. Sarà una grande mancanza anche per la Sicilia, terra a cui lui era profondamente legato, per cui per noi oggi è un giorno di cordoglio, ma sul suo ricordo costruiremo ancora una politica fondata sui valori che lui ha lasciato in ognuno di noi. Grazie Presidente. E al di là delle idee politiche, Berlusconi era certamente un personaggio di grande popolarità. Noi siamo andati a raccogliere le impressioni dei catanesi alla notizia della scomparsa di Berlusconi. Lo ha fatto Simona Mazzone. Al di là di ogni schieramento politico, indubbiamente Silvio Berlusconi è stato il presidente del popolo, era amato, era odiato e anche la sua morte divide l'opinione pubblica. Abbiamo sentito cittadini sia catanesi che stranieri sicuramente addolorati da questa scomparsa. Molti di loro però hanno ribadito come Berlusconi in vita fosse stato un grande uomo e soprattutto un grande imprenditore. Mi dispiace perché comunque ha fatto la storia dell'Italia, quindi sono veramente dispiaciuto. Un grande uomo, sicuramente a prescindere da quello
che può essere stato giudicato in termini di suo operato, sicuramente un grande imprenditore che ha dato tanto all'Italia. Mi spiace molto, per carità, sicuramente, l'ho saputo proprio al telefono 2 minuti fa perché sono tornata adesso e non ne sapevo nulla. Io non lo conosco bene, non ho mai seguito le sue cose, so solo che in Italia era una persona grande. Quando dico grande, una persona diciamo potente. È l'unica cosa che sapevo su Silvio. Today is dead. Yes, I know. Sì, lo so. Non penso fosse una persona così brava e non sono sicura che lo piangeranno così tanto. But he was a great man or no? No. No, non per le donne. Su Silvio Berlusconi, che ricordo avete? Presidente del Milan. Non avrei fatto funerali di Stato. Niente funerale di Stato, ma come mai? I funerali di Stato vanno fatti a chi va a salvare le persone che muoiono in guerra. Questa morte ha un po' colpito il sentimento popolare, no? Sì, credo di sì. Diciamo, ha fatto anche del bene come ha potuto fare del male. Mi dispiace che è morto. A me mi piaceva veramente. Recentemente si era appunto rimesso in gioco, purtroppo è una perdita molto grande sia per noi italiani ma secondo me anche a livello internazionale. Ma non ci credevo veramente. Ho chiesto poco fa anche quando dal ristorante per mangiare, ho chiesto se si dice vero. Pensavo fosse una fake news. Esattamente, sì, questo qua. Va bene. Tanto oggi ci siamo qua e domani no. È la vita. Adesso cambiamo argomento, apriamo la pagina della politica con il turno di ballottaggio perché in 4 comuni in un capoluogo di provincia si è votato il turno di ballottaggio che si è concluso oggi alle 15. È servito il ballottaggio per confermare il sindaco uscente a Siracusa, Francesco Italia, guiderà infatti il comune per altri 5 anni, batte il suo competitor Ferdinando Messino del centrodestra con oltre il 55% delle preferenze. Sentiamolo al microfono del nostro Francesco Aloi. So che abbiamo vinto con un ampio margine, questo ci dà ulteriore convinzione, ulteriore fiducia sul fatto che si possa fare la politica senza basarsi sul calcolo, ma contando e tenendo fede ai propri valori. Non ancora, ma lo sentirò sicuramente presto perché con Ferdinando abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, sono certo che questo rapporto continuerà, tanto più che al di là della politica ci sono i rapporti umani che contano sempre di più. L'arrivo di Edi è stato una prosecuzione naturale di un percorso di coerenza dei principi che io intendo ancora una volta affermare perché sono quelli che hanno vinto, al di là dei candidati. E adesso ci spostiamo ad Acireale, torna primo cittadino Roberto Barbagallo che diventa sindaco col 51,57% delle preferenze, è stato battuto l'avvocato Nino Garozzo che si ferma al 48,43%, una sfida tutta interna al centrodestra, ce la racconta la nostra inviata ad Acireale, Giusy Lazzara. Acireale ha scelto Barbagallo perché Barbagallo dal 2014 al 2018 ha fatto bene per Acireale e sicuramente anche perché Roberto Barbagallo non è assolutamente vicino alla mafia, è lontano alle luci. Un pianto liberatorio, quello del neo sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, questo pomeriggio in pieno centro, dove festeggia la vittoria a suon di musica. Un ballottaggio sofferto per il candidato del centrodestra nella bufera per un avviso di garanzia e per una presunta vicinanza alla criminalità. Piantedosi ha detto, vediamo se viene eletto, poi ne discuteremo. Io sono pronto, come dire, ad andare anche al Ministero tranquillamente e serenamente perché, ripeto, la gente mi conosce, se no non mi avrebbe votato assolutamente. C'è un'emergenza proprio specifica di Acireale per la quale lei si sente di intervenire subito? Ma l'emergenza ad Acireale sono intanto la presenza di un'amministrazione. Ritengo che in questi 5 anni quello che è mancato, oltre ai servizi essenziali, ai cittadini è mancato il contatto con l'amministrazione, con gli assessori, con chi amministra, insomma quello è quello che i cittadini vogliono. A volte ci sono problemi che non si possono risolvere perché siamo in un periodo di recessione e quindi i conti sono quelli che sono, però il cittadino a volte
attraverso la presenza, il contatto, il dialogo, la parola riesce anche a superare alcune cose. Io ritengo che è questo quello che è mancato, e soprattutto nelle frazioni si sono sentiti molto abbandonati. Il neosindaco Barbagallo, sostenuto da 9 liste civiche che fanno capo a Forza Italia, ha ottenuto 8.964 voti, raggiungendo il 51,57%. Nel ballottaggio ha avuto la meglio su Antonino Nino Garozzo, che con 8.417 preferenze si è fermato al 48,43%. Garozzo era appoggiato da tutto il centrodestra, con in testa Fratelli d'Italia. Acireale però ha vissuto questa campagna elettorale, questa tornata elettorale, in effetti cosa? Con una competizione interna al centrodestra. È sintomo di cosa? E soprattutto la vittoria di Barbagallo, alla luce di questa divisione, cosa vuol dire? Io dico che bisogna guardare l'esito. Cosa sarebbe successo se il centrodestra sarebbe stato unito? Non lo so. Sarebbe trovare una giustificazione in effetti ad una divisione che è anche della coalizione che ha vinto. Pertanto quando arriva una sconfitta, arriva la sconfitta. È inutile girarci attorno. Certo, fosse stato il centrodestra unito, vuol dire ci sarebbe stata un'unica candidatura, tutto il centrodestra avrebbe stravinto. Ma questo non c'è stato. Adesso guardiamo i dati di Agi Sant'Antonio. Il nuovo sindaco è Quintino Rocca, il candidato che aveva dalla sua 4 liste civiche, ha ottenuto il 51,66% delle preferenze, avendo la meglio su Giuseppe Santamaria, espressione del centrodestra, fermatosi al 48,34%. Ci spostiamo in provincia di Enna, a Piazza Armerina, che conferma come primo cittadino Nino Cammarata, il sindaco uscente sostenuto da Fratelli d'Italia. UDC è una lista civica, ha ottenuto il 58,67% delle preferenze contro il 41,33% di Massimo Diseri, appoggiato da Forza Italia, dalla DC e da Sud Chiama Nord. Un dato complessivo per quanto riguarda i 4 comuni siciliani: l'affluenza in calo alle urne per i ballottaggi alla chiusura definitiva dei seggi. Alle 15 ha votato il 40,84% degli aventi diritto, con una flessione del 18,76% rispetto alle precedenti consultazioni. In particolare a Siracusa, l'unico capoluogo di provincia interessato dal turno di ballottaggio, ha votato il 38,74% degli elettori, con un calo del 16,10%. Ad Acireale ha votato il 40,31%, ad Agi Sant'Antonio il 50,52%, a Piazza Armerina il 44,48%. Chiudiamo la pagina della politica, ci spostiamo, parliamo di cronaca per mostrarvi delle immagini dell'arresto di un rapinatore disarmato e bloccato da 2 passanti dopo aver messo a segno una rapina in viale Mario Rapisardi a Catania. I 2 sono entrati in una gioielleria e poi la fuga di un rapinatore è finita dopo pochi metri in via Mandrà, mentre il complice è riuscito a scappare. Sono in corso le indagini della polizia. Sentiamo Emanuela Corsi. La pistola a terra, il sangue, uno zaino per contenere la refurtiva. È quello che resta della tentata rapina in una gioielleria avvenuta questa mattina in viale Mario Rapisardi a Catania, sventata da alcuni uomini che si trovavano in zona. In 2, con il volto travisato e armati di pistola, hanno fatto irruzione in questo esercizio commerciale poco dopo l'apertura, alle 9:30 circa. Sono state le urla della commessa a mettere in allarme il quartiere, come ci raccontano alcuni testimoni. Non ho visto niente, ho visto solo una ragazza che gridava, sarà che era la commessa, e pensavo che era una lite veramente. Invece è successo, dice, una rapina. Ma non ha sentito neanche colpi di pistola? Colpi di pistola sì. Sì, abbiamo sentito 2. Tutte quelle che 2 colpi. Io ho paura di queste cose, infatti questo ci sto dicendo, che ora ho paura, pure a lavorare. Uno dei rapinatori ha esploso alcuni colpi di pistola in aria durante la fuga, che è finita dopo pochi metri qui, in via Mandrà, dove 2 uomini si sono avventati su di lui, riuscendo a disarmarlo e a bloccarlo in attesa che arrivasse la polizia. Durante la colluttazione uno degli uomini si sarebbe ferito, come dimostra il sangue a terra, ma non in maniera grave. La scena dell'arresto è stata ripresa da alcuni presenti, come vi mostriamo in questo video amatoriale. Tra i presenti non solo paura, ma anche ammirazione per il gesto di grande coraggio di chi ha fermato il rapinatore armato di pistola. Un complimento a chi è intervenuto, è stato veramente coraggioso. Non si è capito cosa stava succedendo, ecco, tutto qua. Poi l'abbiamo capito dopo, quando sono intervenuti
quei passanti che sono entrati in colluttazione con il rapinatore e poi sono venute le guardie. Intanto la polizia indaga per risalire all'identità del complice che è riuscito a fuggire. Sul posto presente anche la scientifica per i rilievi. È cominciato a Catania con la costituzione delle parti e le prime eccezioni procedurali il processo a Martina Patti, la 24enne, rea confessa dell'omicidio della figlia Elena di quasi 5 anni, uccisa con un'arma da taglio nel giugno del 2022 e seppellita in un campo vicino casa a Mascalucia. Il procedimento si celebra dinanzi alla prima corte d'assise di Catania, presieduta da Sebastiano Mignemi, che ha disposto la sospensione dei termini della custodia cautelare ed è stato aggiornato al prossimo 23 giugno. La procura contesta alla donna i reati di omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. I nonni paterni e il padre della piccola vittima si sono costituiti parte civile. Adesso ci spostiamo a Palermo, corteo contro la mala movida per chiedere controlli e sicurezza dopo gli ultimi episodi di violenza nel centro storico. Alcuni dei residenti dicono abbiamo paura a uscire di casa. Marco Gullà. Abbiamo paura, nemmeno possiamo permetterci di uscire la sera. Un residente del centro storico di Palermo parla così, quasi terrorizzato da cosa succede nel cuore della città quotidianamente. Episodi di violenza, aggressioni, movida selvaggia, rifiuti e schiamazzi. No, non è un girone dantesco, è il centro storico di Palermo. I turisti la prima cosa che chiedono nel momento in cui entrano in casa è "Is it safe?" È sicuro? Perché chiedono questo? Sicuramente a Düsseldorf o a Dublino non credo lo chiedano. Questa mattina corteo di protesta da parte di residenti e associazioni. Si chiedono controlli per la sicurezza e per contrastare il disturbo della quiete pubblica per la musica diffusa di notte, anche e soprattutto dagli abusivi, in particolare alla vucciria. Non è solo con l'aumento delle forze dell'ordine che non c'è, con le misure repressive che si affronta il tema, lo si può affrontare solo se come diciamo sempre c'è un esercito di educatori e di educatrici che stanno nei luoghi dove i ragazzi si riuniscono. Si può cambiare in due sensi: uno, nell'immediato una repressione chiaramente che non sia troppo violenta, perché è chiaro che c'è una capacità attrattiva dei locali, cioè la movida ha una sua capacità attrattiva, ha una sua capacità economica e quindi va preservata e non totalmente repressa. Dall'altro lato invece, nel senso culturale, bisogna fare crescere, specialmente nelle giovani generazioni, quella che è il valore del bello, il valore dei siti UNESCO che abbiamo, il valore della storia del centro storico. Ma non solo movida, perché il centro storico è diventato soprattutto violento. Sentite cosa ci racconta questa donna. Guardi, io ho assistito allo scippo di una turista che sono stati presi subito proprio davanti alla cattedrale. Io sono stata aggredita l'altra sera dopo anni che vivo nel centro storico e non mi era mai successo da parte di un tossico. Cosa le ha fatto? Mi ha chiesto e mi ha intimato i soldi, altrimenti mi sgozzava, però io mi sono messa a urlare e c'erano delle persone che sono venute in mio soccorso e lui è scappato. Ma era un tossico che sicuramente si fornisce lì in zona. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale, l'aumento spropositato dei costi di conferimento dei rifiuti ha spinto 28 sindaci del Catanese a firmare un documento da inviare alla regione siciliana affinché intervenga. I primi cittadini si sono incontrati questa mattina a Sant'Agata Libattiati, comune promotore dell'iniziativa. Simona Mazzone. Nonostante siano considerati territori virtuosi nell'ambito della raccolta differenziata, 28 comuni del Catanese si stanno scontrando con un grave aumento dei costi di conferimento. I sindaci dei centri interessati si sono ritrovati a discuterne nell'aula consiliare del municipio di Sant'Agata Libattiati, dove il primo cittadino, Marco Rubino, si è fatto promotore di un documento programmatico firmato insieme a tutti e 27 i suoi colleghi da inviare alla regione. Se il servizio di conferimento prima costava 107 euro
a tonnellata. Adesso molti comuni lo pagano 380 euro, con un aumento di oltre il 300% che si abbatte sulle tasche dei cittadini. La SRR Catania Area Metropolitana, la società che si occupa della raccolta, presente all'incontro con il suo presidente Francesco Laudani, che ha già aperto un tavolo di confronto con l'assessorato competente. Con l'assessorato, la SRR nostra, ma comunque tutte le SRR siciliane stanno rivedendo di riprogrammare i flussi dei rifiuti al fine di poter riprogrammare i conferimenti presso le poche discariche rimaste in Sicilia. Quindi c'è la possibilità che questi aumenti vengano bloccati? Dipende dalle capacità che ci sono all'interno della Sicilia, ma dipende anche da una corretta politica differenziata al fine di diminuire il quantitativo dell'indifferenziato. I tempi sono stretti e i sindaci quotidianamente si confrontano con i cittadini stanchi dei continui aumenti. Siamo qui ad invitare il nostro assessore, il nostro governo regionale a dire con chiarezza, a fare soprattutto programmazione, perché abbiamo bisogno di una sana programmazione per poter capire quale sarà il futuro di questa Sicilia, ma un futuro reale, concreto. Secondo i primi cittadini occorre che la Regione si occupi di una riprogrammazione del conferimento dei rifiuti nelle poche discariche presenti in Sicilia e che si acceleri il processo di rimborso ai comuni. Le proposte chiaramente per evitare l'aumento della Tari sono tre. Intanto che la Regione ci debba aiutare a sostenere i maggiori costi di conferimento in discarica. È inammissibile che nell'arco di un anno da 110 euro si arrivi a 380 euro a tonnellata per rifiuto indifferenziato. Questo inevitabilmente viene riversato sulla composizione della tariffa che è la Tari. Punto 2, la Regione deve riformare il sistema della SRR che non funziona. Siamo purtroppo sottomessi alla gestione delle piattaforme che per la maggior parte sono di natura privata e non possono aprire e chiudere a loro piacere. Terzo punto, che la Regione si attivi immediatamente per fare i termovalorizzatori, perché oltre il danno e la beffa i nostri rifiuti vanno all'estero e vengono termovalorizzati all'estero. Adesso la pagina degli spettacoli. Dopo le due tragedie, al Teatro Greco di Siracusa va in scena la commedia, successo di pubblico per La pace di Aristofane per la regia di Daniele Salvo. Quando il sole tramonta al Teatro Greco si recita. Dopo le tragedie è il turno della commedia La pace di Aristofane. 2 ore di spettacolo anche con frasi dialettali in cui si mette in scena un conflitto purtroppo ancora attuale, la pace contro la guerra. Aristofane ci parla della stupidità degli uomini, della superficialità degli uomini che non riescono a trovare un accordo, sono gli uni contro gli altri. Trigeo, interpretato da Giuseppe Battiston, va nell'Olimpo per chiedere agli dei la fine degli scontri. Usa questo scarabeo gigante nutrito con lo sterco. Com'è per voi che affronto tali avventure? Da adesso e per i prossimi 3 giorni non dovrete più né cagare né scorreggiare. Che se questo qui dall'alto fiuta la Roma subito si precipita in picchiata per andare al pascolo e mi fa schiantare. Scopre che tutti sono stati lasciati in balia di Polemo, la guerra, ma Trigeo è bravo a cogliere l'attimo, approfitta della sua assenza e chiede aiuto al popolo dei contadini. Così insieme liberano la pace, con lei anche Opora, dea dei frutti, e Teoria, dea delle feste. I contadini si uniscono per liberare questa pace e come sempre in Aristofane i politici vengono presentati malissimo, cioè sono i responsabili della guerra e di tutti i disastri che sono successi ad Atene. Fra l'altro un unicum di questa commedia è proprio che in scena c'è Atene. La guerra è finita, le armi non servono più, Trigeo e Opora si sposano e si festeggia con banchetti, canti e balli, no alle guerre del passato e del presente. Ancora uno stacco per la pubblicità, torniamo col beach soccer. Rieccoci in studio, parliamo di beach soccer. Il Catania infatti conquista la Coppa Italia sconfiggendo 3-1 il Pisa. Rossazzurri che centrano il 14° trofeo della loro storia e lanciano la sfida in vista del campionato. Ce ne parla Marco Carli.
Sesta Coppa Italia conquistata, il 14° trofeo in bacheca, il Catania Beach Soccer dimostra ancora una volta di essere una squadra storica del calcio sulla sabbia italiano. La finale con il Pisa vedeva i toscani favoriti in virtù dell'ultimo incontro disputato in Supercoppa il 2 giugno scorso. Invece hanno avuto la meglio con merito gli etnei, 3-1 il punteggio nell'atto conclusivo più spettacolare e avvincente della recente storia del Beach per quanto riguarda la Coppa Nazionale. Un gol per ogni periodo per la squadra guidata da Fabrizio Santos, primo tempo che si chiude con il vantaggio di misura dei rossazzurri grazie al primo gol stagionale del numero 11 ex sanbenedettese Percia Montani. Si succedono le occasioni fino alla rete di Be Martins che trova il portiere toscano fuori dalla porta. Ma non è finita. Nel terzo parziale arriva il gol di Bruno Xavier contestato dai rossazzurri che riapre definitivamente i giochi. Il Pisa ce la mette tutta ma deve arrendersi a pochi secondi dalla fine quando Giordania, porta praticamente sguarnita, infila il 3-1 che vale vittoria e Coppa Italia, un successo dedicato anche al dirigente sportivo Santopalma recentemente scomparso. Ci aiutava tanto, è stato con noi, anche se non era con noi, era sempre all'interno della struttura, ci veniva a trovare, scambiavamo. Poi la dedico a tutte le persone che ci seguono e ci hanno dato grandi attestazioni di stima in questi mesi. E adesso si pensa al campionato, un altro palcoscenico su cui il Catania Beach Soccer vuole recitare da protagonista. Sicuramente ci tufferemo, adesso c'è un momento di stacco perché tra Coppa dei Campioni e nazionali ci sono degli eventi delle nazionali, quindi abbiamo prestato i nostri giocatori a tutte le nazionali, quindi poi ci ritufferemo, andremo a Ciro Marina e andremo prima a Catania, giocheremo prima a Catania in casa e poi a Ciro Marina e cercheremo poi di prendere il massimo di ogni cosa. Già è finito, grazie per l'attenzione a tutti, buona serata.